Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia. Da circa mezz'ora il mondo trattiene il fiato. Sono state diffuse dal Cremlino e pubblicate sul sito della BBC le immagini dei colloqui che sono iniziati appunto tra la delegazione russa guidata da Steve Witkoff, amico intimo di Trump, più Jared Kushner, il generissimo del presidente Trump, e la delegazione russa che è guidata appunto da Putin, più l'inviato presidenziale Kirill Dmitriev e il consigliere per gli affari esteri Yuri Ushakov, almeno a vedere le foto che sono state rese note. Quindi vediamo a che punto e se stasera la storia girerà l'angolo e se questa guerra giungerà alla fine. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1091 di oggi, martedì 2 di dicembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, come sempre, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Il secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. Stasera vi ricordo che alle 18:35 arriva lui, il senatore Claudio Borghi Aquilini, per Scuola di Magia. Si parlerà di oro e Monte Paschi dei Siena, Monte Paschi dei Siena, scusate, Monte dei Paschi di Siena, 029294 7222, quando lo dirò io, per il telefono. Ma voi potete già cominciare a mandare le vostre zappe o WhatsApp allo 02. Sì, vabbè, stasera proprio mi sto inceppando, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. 340 670 9659. Mi inceppo perché andiamo, come potete immaginare, ho un occhio al meeting al Cremlino e un occhio naturalmente alla situazione nazionale e alla conduzione della trasmissione, ovviamente, Sava Sandir. 18 minuti e 35 secondi. Natalia, ancora buon lavoro, e già che ci siamo andiamo con il diritto e rovescio del direttore di Italia Oggi, Pierluigi Magnaschi. Vai pure.
Si credeva che la soglia del 50% dei non votanti non sarebbe mai stata superata. Invece nelle ultime elezioni regionali si è arrivati anche al 40%. In pratica si insedierà al vertice di questi enti una minoranza della minoranza dei votanti, creando così una grave lesione democratica. Fra gli elettori e i partiti si è quindi aperta una voragine che nessuno può più far finta di non vedere. Il distacco fra partiti e votanti è più grande ancora a livello di regioni, che dimostrano sempre più di essere degli enti inutili. Erano state inventate per avvicinare la gestione della cosa pubblica alla gente, è successo invece esattamente l'opposto. Oggi le regioni sono infatti centri di spesa che alimentano soprattutto interessi politici. Le regioni infatti hanno sostituito ad esempio le province, che erano molto più utili. Le regioni inoltre oggi si sono trovate ad essere circoscritte in ambiti spesso troppo limitati rispetto ad esempio al boom dell'alta velocità che ha ristretto il paese intero. Molto bene ancora una volta. E allora, adesso sono le 18, 20 minuti e 22 secondi, è il momento di Qui Parlamento. Stasera abbiamo la senatrice Daisy Pirovano che parla del decreto flussi. Stasera quindi la parola chiave è immigrazione. Natalia, vai pure per favore. Qui Parlamento. Il mondo non è in bianco e nero. Il mondo è fatto di miliardi di sfumature di colori che non sono quelli della pelle, ma sono quelli dell'anima degli esseri umani. Sono felice di aver ascoltato degli interventi molto profondi oggi, in particolare quello del collega Occhiuto, che ringrazio, perché è la dimostrazione che quando si affrontano i problemi non in superficie, quindi senza superficialità, si riesce anche a fare la differenza. Noi oggi qua abbiamo una conversione in legge di un decreto flussi, quindi non è la soluzione ovviamente ai problemi né dell'immigrazione illegale né ovviamente dell'integrazione, di cui concordo sul fatto che dovremmo parlarne di più. Questo è un provvedimento che però responsabilizza il legislatore, quindi il governo e il Parlamento, perché noi qui non parliamo solo di quote, non parliamo solo di procedure, non parliamo solo di semplificazioni burocratiche, ma parliamo di esseri umani e della dignità e della sicurezza di chi sceglie, spesso suo malgrado, di abbandonare la propria terra e i propri cari per cercare la fortuna altrove o semplicemente spesso per cercare di sopravvivere e di far sopravvivere la propria famiglia, attraversando deserti, attraversando confini e attraversando mari, in cerca semplicemente di dignità. Questo provvedimento aiuta i lavoratori stranieri che cercano di raggiungere il nostro territorio in modo legale, ma aiuta anche le nostre famiglie, le nostre imprese, per avere una programmazione, visto che è stata confermata la programmazione triennale, per avere una programmazione quantomeno a medio termine in base ai bisogni della nostra società. Famiglie, quindi colf, quindi badanti, quindi in particolare per gli over ottantenni, aiuto per la gestione dei figli minori, ma anche l'impresa a livello edile in particolare, ma pensiamo soprattutto alla logistica, all'agricoltura e non solo. Quindi una programmazione a medio termine che è stata confermata. La nostra responsabilità qui oggi è che, seppur questo decreto, ho sentito le obiezioni dei colleghi, non sia ovviamente la perfezione, si poteva fare di più, si poteva fare meglio, lo sappiamo, ogni volta non è mai abbastanza e noi per primi siamo molto autocritici, ma di certo quando invece viene lasciato il vuoto, allora è lì che prospera l'illegalità, prospera la mafia internazionale, prospera il caporalato e è lì che si inserisce il pericolo più grande per queste persone che non riescono a raggiungere il nostro paese o comunque l'Europa in sicurezza, ma devono purtroppo lasciarsi
guidare da delinquenti e diventano gli schiavi del XXI secolo. Quello che noi vogliamo andare a sottolineare è anche la parte relativa a quello che è il lavoro delle donne straniere, quindi la necessità che hanno le nostre famiglie, i nostri anziani di avere l'esperienza e la professionalità di queste persone, e pensando che quello che loro fanno qui spesso, ovviamente, per alcune categorie di queste donne non è finalizzato a trasferirsi spesso definitivamente nel nostro paese, ma di fare magari qua un po' di anni per aiutare la famiglia, per aiutare a far crescere i figli e a far studiare i figli. Quindi un contratto vero, che non è un contratto vuoto, è importante. È per quello che è importante il controllo previsto e confermato da questo decreto, implementato da questo decreto, il controllo preventivo per evitare i falsi intermediari, i falsi contratti, e per evitare che lo stesso decreto flussi si trasformi in un paravento e diventi lui stesso, esso stesso, un modo per i trafficanti di esseri umani di aggirare le norme. Sappiamo, ci sono stati dei casi di cronaca lampanti, quindi non dobbiamo inventarci niente, ma sappiamo anche che è importante non solo garantire i flussi, ma garantire anche i controlli, soprattutto preventivi, sui datori di lavoro, e verificare che la richiesta di tot numero di persone necessarie in determinato lavoro sia veritiera e non serva semplicemente per i trafficanti. Dobbiamo ricordarci che l'immigrazione, grazie alle norme, anche grazie a questo decreto, deve sempre poggiare sui principi universali di giustizia e di libertà. E se il canale legale non funziona, questo diventa un modo per peggiorare ulteriormente l'immigrazione illegale, diventa un fallimento soprattutto per noi e per questo Parlamento. Quindi, come dicevamo, la prevedibilità, la conferma della programmazione triennale, procedure più rapide, tempi più certi per l'ottenimento dei nulla osta, controlli preliminari più stringenti, scongiurare i contratti fittizi, più tutele post ingresso, più controlli incrociati nei settori più sensibili. Un altro punto importante di queste misure è la stabilizzazione del tavolo per il contrasto al caporalato, al quale possono partecipare d'ora in poi anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un tavolo per il contrasto al caporalato che mette in collaborazione tutti gli attori coinvolti ovviamente nei controlli, che deve bloccare per tempo i finti contratti, gli intermediari illegali, e impedire che questo decreto diventi una maschera per lo sfruttamento. Non dimentichiamoci però che questo decreto serve a poco se manca l'altro pezzo, che è quello dell'integrazione, perché quando arrivano gli stranieri nel nostro paese in modo regolare, quindi hanno scelto fortunatamente la via regolare a tutela soprattutto loro della loro incolumità, non solo delle nostre leggi, serve la parte più importante, e la frontiera dell'integrazione in questo paese, bisogna ammetterlo, che la fanno i nostri comuni. E noi forse dovremmo fare un pochino di più. I nostri comuni che si trovano non solo a smistare domanda e offerta, perché spesso sono proprio i sindaci, i servizi sociali, quindi quello che è anche il mondo del volontariato dei nostri enti locali, che capisce quali sono le necessità delle famiglie, le necessità degli anziani, le necessità di avere un aiuto domestico, e può dare una mano per mettere in contatto ovviamente le nostre famiglie con il mondo del lavoro, anche del lavoro dei nostri stranieri. Ma ricordiamoci anche il ruolo fondamentale che hanno le nostre scuole per il disagio giovanile, per l'integrazione anche con progetti statali dei giovani immigrati, ma spesso sono anche gli enti religiosi o gli enti di volontariato che riescono a dare una mano con una rete sul territorio. E forse bisognerebbe cominciare a pensare anche a dare un inquadramento al percorso che dovrebbero fare soprattutto i minori stranieri che sono nel nostro paese, fino ad arrivare, penso, alle donne, all'insegnamento della lingua italiana per le donne extracomunitarie. Quindi
cercare di integrare queste persone non significa solamente garantire da parte loro il rispetto della nostra cultura, dei nostri valori e ovviamente del nostro modo di vivere, rispettando il loro, ma significa anche che quando tu dai una mano, un aiuto, queste persone si sentono più a loro agio nella nostra società e forse un domani saranno anche riconoscenti nei confronti di chi ha dato una mano a loro nei territori in cui appartengono. Quindi lontano dai proclami, lontano dalla superficialità e da quello che purtroppo a volte diventa la politica dello scontro invece che quella del confronto, che qua però non vedo oggi, perché ho sentito dei discorsi, a parte qualche rara eccezione, molto costruttivi. Però ricordiamoci che quando si dà un aiuto per l'integrazione, spesso in cambio, e lo vediamo nei nostri piccoli comuni che devono essere sempre supportati, si ha un grande amore, una grande riconoscenza anche da parte di queste famiglie. Quindi noi oggi andiamo a approvare questo decreto. Io ovviamente esprimo il voto favorevole da parte del gruppo Lega, ma non dimentichiamoci che abbiamo ancora un grande cammino da fare per la vera integrazione dei regolari e a tutela dei più piccoli, dei più fragili, delle donne. Abbiamo celebrato ieri la giornata contro la violenza sulle donne e credo che le donne straniere meritino sempre la nostra attenzione e la nostra tutela più grande. Grazie a tutti. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono numero chiuso. Letizia €59, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi come la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto. Fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Per averti pagherei 1 milione anche più, anche l'ultima Marlboro darei, perché tu sei oro, un diamante per un
per averti così distesa pura, ma tu ci stai, perché accetti e ci stai. E così tu cadi giù, io non ti voglio già più, inaccessibile non sei, non cogli dei, tu sei senza te. Oro, 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 quanto oro ti darei, oro, 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 per averti così distesa pura, ma tu ci stai, perché accetti e ci stai. Qui Parlamento. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. You consider me the young apprentice, caught between the silver and Charybdis, hypnotized by you if I should linger. Buonasera, a voi la linea. Grazie ancora, cara Natalia, alle 18, 35 minuti e 55 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per dare il bentornato al padrone di casa di Scuola di Magia, il senatore Claudio Borghi. Senatore, buonasera e ben trovato. Buonasera. Eccoci qua. Senatore, io in maniera un po' allusiva ho messo mango, sì, ho sentito. Ecco appunto questo gran pezzo del 1984, oro, oro, quanto oro ti darei. E a chi lo dovrebbero dare quest'oro, senatore? Beh, l'oro va regalato alle proprie fidanzate quando si vuol fare un regalo, ma quando è tanto, come quello delle riserve auree, è opportuno che nessuno lo tocchi, perché ne abbiamo già avuto abbastanza con i nazisti quando sono venuti a portarlo via alla fine della seconda guerra mondiale. E quindi a tal proposito il vostro umile insegnante di trucchi di magia, sapendo che la questione delle riserve auree era abbastanza importante, ci lavora su da 10 anni circa, perché secondo me ancora, nonostante io insomma un po' di cose le racconto, ve le dico, vi dico come funziona, io sono convinto che alcuni o tanti di voi ancora pensano che sia facile. Il famoso che ci vuole, no? Che ci vuole? Sì. Vai lì e basta armi all'Ucraina, più pensioni, sistemiamo tutte le questioni. Non è così, non è semplice, non è facile, bisogna trovare il modo e oltretutto quanto meno veniamo votati, e quanto più difficile ovviamente, no? Perché magari c'è qualcuno che, non so, arrivano le elezioni politiche, fa tutti i suoi bei ragionamenti, sta a casa perché sono stufo di votare, poi tutto uguale, così questo tipo, con il risultato che magari io invece di avere, io in quanto rappresentante della Lega, invece di avere la forza del 17%, del 20%, del 30%, così ho la forza dell'8%, poi magari non riesco a farmi valere e dico, hai visto che non riesci a farti valere? Ho fatto bene a stare a casa.
non è ovviamente così, è complicato e bisogna passare tanto tempo. La questione dell'oro è stato il primo atto della mia carriera parlamentare, proprio perché sapevo che era importante e proprio perché anch'io purtroppo ero convinto che fosse facile. Arrivo in Parlamento, la prima cosa che faccio è mettiamo in sicurezza l'oro. Illuso. Ovviamente sono partite tutta una serie di enormi contromisure che hanno fatto sì che, facendo leva sui nostri brillanti alleati, no? Vale a dire il Movimento 5 Stelle, capendo che questi erano degli scappati di casa, sono allegramente passati per tramite loro e la questione oro si è totalmente insabbiata. Loro avevano il 30%, noi avevamo 30, anzi quasi il 40%, noi avevamo il 17% e il risultato è che se loro volevano insabbiare una cosa, la cosa si insabbiava e quindi anche la questione riserve auree di Banca d'Italia si è insabbiata. Dopodiché ho cominciato a lavorare sotto traccia e adesso siamo vicini alla soluzione, ma essere vicini alla soluzione non significa avere la soluzione in mano fino a che le cose non sono fatte, però diciamo che siamo vicini. Spieghiamo come e perché questo è uno dei trucchi di magia principali della mia carriera politica e quindi è opportuno spiegare bene. Allora, oro, l'elemento per cui si sono fatte guerre, per cui ci sono stati cambiamenti fondamentali nella storia, la motivazione per cui gli esploratori partivano per viaggi pericolosissimi, per quell'oro c'è stato uno dei genocidi, quello sì, più terrificanti della storia, vale a dire quello delle popolazioni native del Centro America, perché voi sapete, conquistadores spagnoli, no? Arrivano, trovano gli Aztechi e gli Inca e i Maya e scoprono che questi ci avevano un sacco d'oro. Istantaneamente, fra prendere e saccheggiare l'oro e farli secchi tutti, è passato molto poco tempo. E ancora adesso è uno probabilmente dei genocidi più incredibili, anche per quanto poche erano le persone che provvedevano allo sterminio e il modo in cui questi milioni di persone sono stati sterminati. Perché capisco, è un po' come se arrivassero degli alieni, no? Sì. Erano delle popolazioni pacifiche e così via, arrivano dei soggetti con delle cose che non capiscono, vale a dire fucili, pistole, cavalli e compagnia bella, e il risultato vengono spazzati via. Cioè, poi per carità la storia come sempre la scrive il vincitore, quindi di questa cosa tendenzialmente si parla poco, no? Però insomma non è stata una cosa da poco nella storia dell'uomo, così come i nativi americani, anche quelli del nord, però lì quantomeno c'è stato un po' più di letteratura, solo che all'inizio era facile farli passare per cattivi, no? Certo. Come sempre, quando uno vince, certo ho vinto perché gli altri erano cattivi, no? Non era gente che magari aveva tutto il diritto di poter stare in pace nella sua terra, no? Comunque vabbè, questo a parte. Diciamo però che l'oro ha sempre annebbiato la mente dei popoli. Per che motivo? Ma perché è un materiale unico. Diciamo che la caratteristica più importante dell'oro è che è incorruttibile. No? Al contrario diciamo dei ministri di Zelensky. L'oro invece è incorruttibile. Significa che molto semplicemente se tu metti qualcosa d'oro in una tomba egizia, magari tutto il resto è distrutto, arrugginito, svanito, no? Perché col tempo il tempo si fa sentire. L'oro è esattamente, lo troverete lì esattamente come se fosse stato appena messo, perché non si ossida, perché non arrugginisce, perché non si corrompe con gli acidi,
è un materiale eterno, è un materiale eterno e oltretutto facile da modellare. E quindi è molto facile farci gioielli, è molto facile farci monete, no? E così via. Sin dai tempi antichi questo colore giallo, questa incorruttibilità, questa facilità di modellarlo e questa rarità, perché di oro ce n'è molto poco, no? in giro per il mondo, ha contribuito al concetto di oro in quanto valore per antonomasia, no? Cioè uno quando pensa a qualcosa che vale tanto è l'oro. Ebbene, di questo oro rimescolato nella storia, nei tempi, perché prima appunto c'erano i conquistadores, poi lo rapivano uno, poi arrivavano gli spagnoli, poi arrivavano i tedeschi, poi tutti che rapivano l'oro. Alla fine di tutti i giri, per motivi curiosi, l'Italia, grazie al genio dei nostri genitori e dei nostri nonni, ha la terza riserva d'oro al mondo. Questa riserva com'è che si è accumulata? Si è accumulata negli anni del boom, fine anni 50, anni 60, inizio anni 70. C'era un sistema economico mondiale tale per cui se uno esportava dei beni, alla fine per non pagarli con la moneta normale, no? Cosa che sarebbe stato poco pratico, perché ovviamente se io per esempio negli anni 60 l'americano guardava il film sulla Dolce Vita. Sì. A quel punto, dopo che aveva visto il film sulla Dolce Vita, gli veniva voglia di comprarsi una Vespa. Allora comprano una Vespa e però devono pagarla in lire. Loro però hanno i dollari, allora diceva facciamo così, se io ti do i dollari poi tu non li vuoi, perché cosa te ne fai? Cioè, nel senso, me li dovresti ridare, no? E allora per farla facile, a fine anno, a fine conteggio, tutto quello che avanza fra quello che io ti vendo e quello che tu mi vendi come quantitativi viene regolato in oro. Quello era il famoso mondo del gold standard, no? Cioè, per evitare di far oscillare più di tanto le monete e così via, si regolavano gli sbilanci dell'acquisto e delle vendite con l'oro. L'Italia e la Germania, oltretutto stranamente le due potenze sconfitte, diciamo così, della seconda guerra mondiale, avevano un'industria che in quegli anni lì è esplosa. Eravamo un po' noi la Cina del mondo, no? In quel periodo. Come no? E quindi con la nostra capacità industriale, con il nostro genio, cioè tutto quello che adesso sembra che ci stiamo azzerando come capacità intellettive e produttive, che rimangono ancora in alcune imprese eroiche che ancora tengono la posizione, ma in tanti sembra che invece uno pensi che il futuro è il reddito di cittadinanza, che il futuro è non fare un cazzo, no? E così via. Ecco, no, invece con la voglia di lavorare degli italiani in quell'epoca si sono prodotte un sacco di cose comprate in tutto il mondo e regolate a fine anno con l'oro. Com'è come non è, abbiamo accumulato, ripeto, la terza riserva oro al mondo. La prima sono gli Stati Uniti, la seconda è la Germania e i terzi siamo noi. Tutti gli altri dietro, quindi non c'è Svizzera, non c'è Russia, non c'è Giappone, non c'è Francia, non c'è Indonesia, non c'è India, non c'è Cina. Insomma, abbiamo veramente tanto oro. E metà di quest'oro è conservato sotto la Banca d'Italia qua a Roma, metà è conservato nel caveau della Federal Reserve degli Stati Uniti, che conservano oro di tanti paesi, perché all'epoca erano quelli che principalmente pagavano e quindi dice vabbè, senti, te lo tengo qui però è tuo. E poi insomma era anche un periodo in cui queste cose andavano di moda, proprio perché
si ricordavano delle spoliazioni dopo la guerra, no? Cioè, quindi dove c'erano appunto i tedeschi che passavano con i camion e si erano fatti dare tutto l'oro che era rimasto in Banca d'Italia. Allora, per evitare di tenere, come si dice, tutte le uova in un cesto, no? Le riserve auree venivano un po' sparse, per esempio un po' ce l'abbiamo ancora in Svizzera, un po' ce l'abbiamo a Londra, però diciamo il pezzo più grande ce l'abbiamo qua sotto a Roma. La prima cosa che normalmente viene in dubbio quando c'è il signore che all'epoca, no, il castellano che all'epoca poteva emettere moneta solo tanto in quanto aveva oro, è: ma ce l'avrai davvero l'oro? Sarà mica che dici che ce l'hai e non ce l'hai. Allora, e qui arriva la pazienza, no? Ho dovuto aspettare fino alla mia seconda legislatura, essere messo nel Copasir, quindi un organismo ispettivo di alto livello, no? Perché tutto quello che riguarda la sicurezza nazionale passa per il Copasir, per andare a vedere di persona, e vi posso assicurare che è stata un'esperienza memorabile. Immagino. Scendere nei sotterranei della Banca d'Italia con le tre chiavi, perché c'è prima un primo detentore della chiave che apre, poi c'è il secondo possessore della chiave, poi si avanzi il terzo, no? E così via. Alla fine, quando tutte le tre chiavi, possedute da tre persone diverse, girano e così via, si entra in quella che si chiama la sacrestia, dove è conservato l'oro, e vi posso assicurare che è una visione molto impressionante. Giuro che mi sto sentendo in un film di 007. Vedi, ma io quando è che arriva Adolfo Celi? Quando è che io arriva col gatto, Adolfo no? Celi nei panni di Largo? Ecco, sì, purtroppo però effettivamente arrivano Adolfo Celi. Adolfo Celi arriva nelle fogge, purtroppo, della solita von der Leyen, no? Perché? Perché in buona sostanza a un certo punto non si capisce come, non si capisce perché, una cosa che in teoria doveva essere data per scontata, vale a dire quelle sono le riserve d'oro dello Stato e quindi sono degli italiani, no? Sì. A un certo punto la Banca d'Italia, segnatamente quando è diventata parte dell'eurosistema, quindi del sistema delle banche centrali dell'area euro, no? Ha cominciato a dire che l'oro è suo. E se uno tuttora va sul sito della Banca d'Italia a vedere, Banca d'Italia dice che Banca d'Italia possiede le riserve auree italiane. Ora, magari uno può sembrare, cioè se tu chiedi a Banca d'Italia fanno spallucce e dicono ma tanto è come se fosse così, no? Cioè è come se fosse Italia, perché noi la Banca d'Italia è un ente di diritto pubblico e quindi Senatore, mi sembra quello che dice praticamente siamo fidanzati ma lei ancora non lo sa. Com'è possibile questa storia? Di chi è roba di questo quest'oro? tipo. Ma voi capite bene, mettendovi nei panni del vostro povero rappresentante, quante volte mi verrebbe voglia di prendere una mazza da baseball, no? Ma scusami, abbiate pazienza, io vi voglio bene, però se qui siamo in un paese dove ci sono le regole, anche ci sono delle leggi che ti dicono anche quanti grammi di prosciutto ci deve essere dentro in un tramezzino per potersi chiamare tramezzino, perché sennò altrimenti si deve chiamare in un'altra maniera, perché sennò altrimenti è fuori norma, perché sennò altrimenti non va bene. Ma benedetto Signore, la terza riserva aurea al mondo e siamo a come se fosse. Non va bene, ci dovrebbe essere scritto da qualche parte come ci si comporta, come si fa, le regole che dettano il possesso dell'oro, come, perché
Oh, ma ci credete che non c'è da nessuna parte nelle non poche milioni di articoli di legge, no, che ci sono in Italia? Non c'è da Cioè, nessuna qui parte. siamo quasi a pari come la telenovela che poi è stata risolta quest'estate, dei gioielli dei Savoia che sono nei caveau della Banca d'Italia. Che dobbiamo fare? Deve decidere un giudice o facciamo una legge su sta roba? No, ma tu hai capito, no? Cioè, Sì. e quindi, diciamo, essendo che non c'è scritto da nessuna parte, essendo che inaudita altera parte, come dicono i giuristi, cioè vale a dire senza aver interpellato nessuno in proposito, la Banca d'Italia a un certo punto comincia a dire che l'oro è il suo, dato che non è la stessa cosa, per motivi che sono un po' lunghi da spiegare, ma fidatevi, non è la stessa cosa dire che è dello Stato rispetto che della Banca d'Italia. Perché la Banca d'Italia, innanzitutto, ha degli azionisti, cosa che uno forse non sa, ma gli azionisti ma il capitale di Banca d'Italia è diviso tra 100 e qualcosa istituti bancari o casse di previdenza. Sì. No? Quindi, cioè, se ci sono degli azionisti, ma anche qui ti dicono: ma sì, ma è come se non ci fossero, perché in realtà queste quote sono più simboliche che altro. Ma allora, se non ci devono essere, non ci devono essere. Se ci sono, no, avete capito? Cioè, quindi io man mano che mi informavo su questa cosa sentivo sempre più odore di supposta. E allora a un certo punto io avevo fatto una cosa abbastanza semplice. Il secondo dopo che ero arrivato a Roma come deputato, ho fatto una proposta di legge scritta bene, perché ovviamente ero preparato su questa questione, no? Cioè non è che sono arrivato così. Scritta bene, dove dicevo una cosa abbastanza semplice. Dice che la Banca d'Italia detiene e gestisce, che sono le stesse parole. Io non è che mi sono inventato molto, mi sono andato a prendere le parole con cui la Bundesbank, la Banca di Francia e così di questo tipo trattano le loro riserve d'oro. Detengono e gestiscono. La Banca d'Italia invece dice possiedo e gestisco. Detenere è comodato d'uso. Il comodato d'uso io posso chiedere a chi ho dato in comodato la cosa, ridammela, perché comporta l'obbligo di restituzione. Esattamente, vedi che tu sei un giovane sveglio, capisci cos'è la differenza. La differenza è tutta qui, cioè vale a dire una cosa se tu possiedi, una cosa se tu detieni, è la stessa, per intendersi. Se io metto la catenina d'oro della nonna in una cassetta di sicurezza della banca, la banca la detiene, vale a dire te la sta conservando, ma è tua. Certo. Se io metto dei soldi invece sul conto corrente della banca, quei soldi diventano suoi. Poi la banca ha un debito nei miei confronti. Ma se fallisce la banca, vi ricordate cosa succede? No? C'è il bail-in, allora i miei risparmi magari non ci sono, magari la banca è chiusa tipo in Grecia, non mi ridanno il mio contatto. Non ho capito. Cioè, non è la stessa cosa. Cioè, vale a dire che una roba che ha magari crediti, debiti e così questo tipo sparsi, è opportuno che la mia roba la detenga, non che la possieda, ecco, mettiamola così, no? Perché poi io magari potrò anche essere azionista, potrò anche essere quello che nomina il presidente o così di questo tipo, che poi non è neanche vero, ma per sicurezza è meglio ribadire che in realtà quell'oro lì non è della Banca d'Italia, ma è dello Stato e quindi degli italiani. A quel punto iniziano tutti a strillare dicendo: ah, vergogna, la Banca d'Italia adesso fa parte dell'Eurosistema e quindi della BCE e quindi è tutto suo. Ma voi capite a che livello di tradimento mentale, no, arriva la gente, tale per cui pur di seguire o di applaudire o di cedere qualsiasi cosa di sovranità all'Unione Europea sono anche disposti a prendere e regalargli il nostro oro. Cioè senza fare un plissé, no? Questi qui dicono adesso l'oro ormai è dell'Unione Europea. Perché essendo che è di Banca d'Italia, essendo che di Banca d'Italia è parte della BCE, e quindi
Capito? Capito cosa c'è in gioco? Certo, che la signora von der Leyen, anzi la signora Lagarde con la BCE fa quello che vuole dell'oro italiano. Ecco, ma peggio ancora, in via indiretta dovrebbe possederlo. Allora tu dici, no, fermi, alta, fermi tutti. Quando è stata costituita la BCE, ogni Stato ha dato un po' di oro per fare la riserva d'oro della BCE. No? Noi nello specifico abbiamo dato 140 tonnellate. Nel nostro caso si nota poco perché ne abbiamo tante, cioè tutte le nostre tonnellate d'oro sono 2400 e qualcosa. È ovvio che se su queste 2400 ne diamo 150 si nota sì e no. Tanti altri paesi era una bella dose, ecco, perché non ne avevano così come il nostro. Però tutto questo oro è stato assegnato alla BCE in proporzione, come tutte le cose europee, in proporzione al peso del singolo paese. Quindi l'Italia, che è uno Stato bello grosso, ha dato 140 tonnellate, la Germania, che è più grossa, ne ha date 200, la Spagna, che è un pochettino più piccola, ne ha date 100, no? Per dirla facile. Basta! Quello è quello che noi abbiamo dato alla BCE. Se uno dice che anche tutto il resto deve essere nel cucuzzaro, o è un traditore oppure è un traditore. Diciamo, è un ignorante, ma gli do una piccola parte, è un traditore che sta meditando di sfilarci l'oro. Perché è ovvio, cioè non dovrebbe, se così fosse, no? Cioè se a parte l'assurdità in generale di una cessione di una cosa del genere senza che nessuno l'abbia scritto, senza che nessuno l'abbia detto, senza che nessuno abbia discusso, ma se così fosse, ma mi spiegate com'è possibile che noi, che abbiamo la terza riserva d'oro al mondo, allora a quel punto mettiamo in comune questa bella roba qua, e la Spagna, che non c'è più manco un grammo d'oro, va bene lo stesso? Perché così tanto facciamo cassa comune. Oh, ma non funziona mica così. Cioè, in Unione Europea gli stati contribuiscono per la loro percentuale. Non è che facciamo la cassa quella la cassa quella del volontariato. E quindi, tenuto presente appunto che le cose non stanno così e che nessuno si sognerebbe, credo, di andare a dire a un tedesco: sai cosa c'è di nuovo? Le tue riserve d'oro non sono tue, ma vanno girate a qualcun altro, no? E così via, perché sennò prendono e fanno un rogo il giorno dopo sotto il palazzo della BCE. La cosa avevo visto che c'era margine di sistemarla sfruttando sul fatto che l'Unione Europea avrebbe fatto pippa. E io stavo iniziando già a farla, poi è caduto il governo giallo-verde e a metà dell'opera ovviamente non sono più riuscito, e Conte, che ovviamente era già ipervenduto, no? E con dietro come consulente economico, l'ho saputo dopo, proprio uno della Banca d'Italia, ovviamente dire che remasse contro è fare un regalo il signor Conte. Adesso tu fai partire il solito jingle e poi sì, 10 secondi e torniamo subito, perché stasera è puntata estremamente affascinante. 10 secondi, Natalia, per favore. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19, 2 minuti e 48 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la scuola di magia. Al microfono il senatore Claudio Borghi Aquilini, Antonino Danna. E allora, senatore, eravamo rimasti a Conte. Cade il governo e a quel punto dell'oro non se ne parla più, no? Però io continuo, no? Come la goccia, no? Che la proverbiale goccia che scava la pietra, continuo a fare cose, cose che magari non si vedono tantissimo dall'esterno, ma continuo ad andare. Il risultato di queste cose, no, si sostanzia in questo caso in un emendamento dell'amico Malan di Fratelli d'Italia, che nella legge di bilancio
fa un emendamento dove un po' allegro rispetto a quello che avevo detto io di fare o suggerivo di fare. Praticamente dice le riserve dell'oro, le riserve auree appartengono allo Stato, punto, no? Ma anche per dire, giusto per capire quanto era fondata la questione, no? Non appena viene fuori un emendamento che dice le riserve che appartengono allo Stato, se le cose fossero come ci raccontano, uno potrebbe al massimo alzare le spalle e dire vabbè, ma già così, no? Che problema c'è? Va bene, votiamolo pure 100 volte, perché tanto sta dicendo una cosa che è già così, no? Invece, non so se avete notato, alzata di scudi, è contro i trattati, le mani sull'oro, lo scippo dell'oro, no? E così. Cioè, questo è. Milano Finanza in particolar modo è carinissimo, no? Cioè, scrive lo scippo lo scippo. Cioè, ma se io dico che l'oro degli italiani, sto scippando l'oro a qualcuno? Poi, per carità, vai a vedere che su quelli che scrivono gli editoriali su Milano Finanza c'è, stranamente, quello che scrive su questi argomenti è un tale De Mattia, ex Banca d'Italia, no? Ma perché allora tutto diventa un pochettino più comprensibile? Vedete, così questo ve la metto lì a futura memoria. In certi snodi della storia italiana, della storia economica italiana, delle cose che erano pubbliche improvvisamente sono diventate un po' meno pubbliche. Faccio un esempio. I cittadini lombardi, tanto per dirne una, probabilmente che hanno qualche annetto un pochettino più di, dei ragazzini, ecco, quelli che non dico che, insomma, quelli un po' della mia età, va, diciamo sopra i 50. Si ricorderanno sicuramente la Cariplo, Cassa di risparmio delle province lombarde. Come no? La ricordo pure io. Vedi, ti ricordi pure tu, all'epoca quella era la banca dei lombardi, no? Cioè, sì. Tipicamente se uno aveva il conto corrente era probabile che ce l'avesse alla Cariplo, no? Poi, per carità, se vedi come magari ce l'aveva il Banco Lariano, no? E così via, però diciamo che in tanti avevano il conto alla Cariplo. Sede a Milano in Via Verdi, detta Cadisas, no? Per i milanesi, che sicuramente se la ricordano, perché diciamo fatta un po' a somiglianza di Palazzo Strozzi a Firenze, no? Con tutte queste pietrone, le grandi colonne davanti, no? E così via. Una potenza. Ecco, a un certo punto non si capisce bene come, perché, no? Io poi un po' lo capisco, ma non si capisce bene come, perché tutte queste banche sono sparite. O meglio, sono diventate delle banche private, cioè Cariplo, tanto per dirne una, è entrata a far parte di Banca Intesa, unendosi con la Banca Commerciale, unendosi col San Paolo di Torino, quindi alla fine tutte queste banche qua, no? La Banca Commerciale Italiana, il San Paolo di Torino, il Banco Lariano, che era parte del San Paolo di Torino, no? E così via, sono andate tutte a finire in Banca Intesa. Ma all'epoca la Cariplo era una banca del territorio, quindi chi possedeva la Cariplo? Beh, la Cariplo la possedevano le province lombarde, no? I comuni delle province lombarde, e quindi l'utile finiva sul territorio. E adesso non si capisce perché, no? La banca è stata, virgolette, privatizzata, quindi gli azionisti della Cariplo non sono più le province lombarde, ma sono i grandi fondi, no? E così via. E dall'altra parte il ricavato della vendita di queste banche all'epoca, quando sono state privatizzate, invece che essere distribuito ai cittadini, è andato a finire alle fondazioni. Ma voi avete idea di come si fa a entrare nella fondazione? Ma voi avete idea di cos'è il meccanismo tale per cui la fondazione Cariplo, che quindi ancora conserva i soldi
derivanti dalla vendita delle azioni della Cariplo decide, fa, perché, chi la elegge, come si fa a eleggerla, quanto, cosa. Io vi posso assicurare che me la cavo con i regolamenti. Io non ho ancora capito come cazzo si fa a entrare, o chi nomina bene e in che modo quelli del, diciamo, consiglio di amministrazione, anche se si chiama, credo, comitato centrale di beneficenza, no? Della Fondazione Cariplo. Perché questa è stata la grande idea di Amato, no? Cioè noi questi soldi ce li teniamo e invece di una questione democratica, no? Cioè, vale a dire, ogni provincia ha una sua quota dentro nell'istituto bancario del territorio e così via, ci facciamo le nostre belle fondazioni, tali per cui ci mettiamo gli amici nostri e vedete che le cose vanno meglio. Cioè, capite come funziona, no, questo sistema? È sempre tale per cui un qualcosa che è pubblico improvvisamente diventa meno pubblico. Ma formalmente è pubblico, assolutamente, no, assolutamente. Con la Banca d'Italia è la stessa roba. E quindi, in un modo o nell'altro, questo emendamento che sta dando un fastidio terrificante a questo tipo di potere, ha portato un'alzata di scudi incredibile, no? Tutti, no, giù le mani, cioè la scusa più tipica è questa: bisogna fermare assolutamente questa operazione perché vogliono metterci le mani sopra all'oro. A parte che sarebbe, come dire, già un governo, no, che volesse usare l'oro per qualcosa, io non sarei d'accordo, no? Ovviamente, e meno male che in passato non è stato fatto, tenuto presente quanto si è alzato il valore dell'oro. Ma in teoria dovrebbe poter pure succedere. Perché se no, cioè, capito? Cioè, che sovranità c'è, no? Se uno non può disporre delle proprie cose. Ma in ogni caso non è questo il punto. Cioè, noi ovviamente non abbiamo nessuna intenzione di prendere e vendere l'oro. L'intenzione è semplicemente che non se lo pappino gli altri. Questa è l'unica cosa, no, che ovviamente muove. Però è ovvio che come argomento per cercare di darti addosso è: questi vogliono l'oro per venderlo. No, ovviamente no, però intanto lo dico. Alla fine, la BCE dirà di no, va contro i trattati, uno scippo, il furto e così via, sono riusciti, sempre con una certa pazienza, con un certo sistema, a arrivare a una formulazione che è quella corretta. Vale a dire, non c'è un passaggio di proprietà dell'oro, perché se ci fosse un passaggio di proprietà dell'oro significherebbe dar ragione a Banca d'Italia e dire che a oggi è loro. Invece no, io non voglio ottenere un passaggio di proprietà dell'oro che adesso è di Banca d'Italia e poi a seguito di questa legge diventa dello Stato. Devo semplicemente ribadire che è già così, come è normale che sia e come è così in tutti gli altri Stati europei. Per cui, con un po' di pazienza, sfruttando il regolamento del Senato tale per cui gli emendamenti si possono riscrivere, adesso l'emendamento è riscritto in modo corretto, vale a dire legge di interpretazione autentica. Il testo di gestione della Banca d'Italia si intende da interpretare che l'oro detenuto e gestito da Banca d'Italia è di proprietà del popolo italiano. Adesso suona già bene. Io avrei preferito mettere direttamente dello Stato, no? Sì. Perché è un concetto un po' più preciso rispetto a popolo italiano, no? Però, sì, anche perché richiama la stessa Costituzione quando dice che la Repubblica si costituisce di tutto quanto è lo Stato. Subito dopo le città la sovranità metropolitane. appartiene al popolo, così come la sovranità appartiene al sì. popolo, va bene se gli appartiene loro. Detto ciò, questo è lo stato dei fatti attuale. Se si riuscirà a portare in porto questa
questa cosa sarà, secondo me, una cosa molto 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 importante, che mi verrebbe da dire quasi come vale già una legislatura, no? Mi verrebbe da dire, cioè già insomma all'interno di una legislatura, con tutte le difficoltà che ci sono, con tutta la prudenza che in realtà mette in atto rispetto alle cose che vorrei fare io, che sono un po' più aggressive, ma ciò nonostante, se si riuscisse all'interno di una legislatura fatta così a portare a casa il no al MES, così come è stato fatto, il mantenimento del diritto di veto in Unione Europea e la proprietà dell'oro, io sinceramente, se me l'avessero detto all'inizio della legislatura, se potevo firmarci, io sinceramente avrei firmato, perché uno dice vabbè, ma a me cosa me ne viene in tasca? No, non ti preoccupare cittadino, te ne viene in tasca esattamente come una polizza assicurativa sull'automobile, cioè o sulla guida, se ce l'hai o non ce l'hai, al momento ti sembra che non cambia niente perché tu stai guidando, fino a che non succede l'incidente. Dopodiché, se sei assicurato, le cose vanno in un modo, se non sei assicurato la tua vita è finita, no? Quindi mi verrebbe da dire, datevi, insomma, io ho cercato di spiegarvela, ci sono anche altre cose un pochettino più dettagliate, ma insomma, e non tutte si possono dire, però stiamo lavorando per noi, ecco, mettiamola così, e se riesco a portare, diciamo, insieme con gli amici di Fratelli d'Italia, cosa che oltretutto mi fa anche piacere, perché in teoria io avrei dovuto essere geloso, no? Perché era la mia proposta di legge, no? E adesso no, va bene così, va benissimo così, credetemi. Cioè, se io non sono riuscito ai tempi del governo giallo-verde e ci riescono gli amici di Fratelli d'Italia, seppur col mio testo, ma io non sono geloso, a me interessa che le cose vengano fatte. Per cui stiamo lì, seguiamo questa cosa, e se riuscirà a essere approvata all'interno di questa legge di bilancio, vi assicuro che sarà una cosa molto importante. Certo. Senatore, accanto alla questione dell'oro però c'è Monte dei Paschi di Siena sullo sfondo. Cosa sta succedendo? Ah beh, ma guarda, questa è una cosa semplicissima, te la dico velocemente perché poi adesso devo uscire. Stasera c'è una cena di finanziamento per il partito dove, così giusto per dire, sarà anche un indice poco preciso, perché alla fine il giudizio lo danno sempre gli elettori e così via, però il fatto che è una cena a pagamento, a importante pagamento per finanziare l'attività della Lega, che io sappia, qui stasera ci sono 400 persone o qualcosa del genere a Roma, è un buon segno, ecco, e quindi adesso sto andando lì. Però sulla questione della Monte dei Paschi è abbastanza facile. Quello era la banca più antica del mondo. Io ho seguito tutte le vicende della distruzione del Monte dei Paschi da parte del Partito Democratico, che lo utilizzavano come il pozzo dei desideri, no? C'era bisogno di soldi, ottimo, si prelevava dal Monte dei Paschi, via, amico qua. Ah, ti serve comprare quella banca, non ti preoccupare, c'è Monte dei Paschi. Ah, ti serve comprare Telecom, non ti preoccupare, c'è Monte dei Paschi. Ti serve questo, Monte dei Paschi, Monte dei Paschi, Monte dei Paschi. E a un certo punto è saltato tutto per aria. No? In totale avevamo fatto i conti con la commissione d'inchiesta in Regione Toscana che il valore bruciato, odio questo termine, ma in questo caso è abbastanza appropriato, insomma il valore consumato all'interno del Monte dei Paschi dal momento di maggior prestigio e maggior floridezza prima che arrivasse la cura PD è stato di circa 50 miliardi. A fronte di quello, no, perché sai, poi uno guarda le mutande verdi, uno guarda gli scontrini, no, e così questo tipo, poi dopo c'è la gente che si incenerisce 50 miliardi così. Presa in mano da persone anche scelte da noi, quindi con
questa è stata la prima cosa, ecco, mentre io facevo come prima cosa l'emendamento sull'oro, il governo la prima cosa che ha fatto è stato l'aumento di capitale Monte dei Paschi. Quindi questo governo, e nello specifico il MEF di Giorgetti, appena in carica, la prima cosa che ha fatto è stato, diciamo, nazionalizzare il Monte dei Paschi che stava cascando per aria. Rimesso in piedi a velocità fulminea e oltretutto sullo slancio fatta partire un'operazione con azionisti italiani, possono piacere o non piacere, però intanto sono italiani, per riuscire a mettere in sicurezza, vale a dire in mani italiane con la partecipazione dello Stato, anche Mediobanca e Generali, quindi una cosa che da quando io mi occupo di borsa, quindi stiamo parlando di 40 anni che ci si prova, sempre in mezzo a mire di francesi e così via, no? Tutti che vogliono mettere le mani sul risparmio degli italiani custodito in generali e così via, cioè in un modo o nell'altro invece è riuscito a farlo fare bene. Ecco che arrivano tutte le indagini del mondo. Perché? Che vergogna, che cosa state facendo? Cioè, uno ne brucia 50 miliardi, tutto bene. C'è anche qualche lievissimo problema di persone che misteriosamente cadono dalla finestra, no? Come il caso del povero Davide Sì, Rossi. appunto. Nessuno colpevole, tutto a posto. Tu prendi e fai un mezzo miracolo, prendendo quella banca distrutta e facendola diventare una storia di successo, e partono le indagini. Ma voi capite che e questo l'unica risposta che si può dare, no, a situazioni di questo tipo ce l'avrete fra poco quando ci sarà il referendum sulla giustizia. Quindi preparatevi tutti che state ascoltando in questo momento, cominciate a far la punta alla matita già ora, perché adesso abbiamo visto fare le cose agli amici del Veneto che hanno fatto dei grandi risultati e così via. Volete scendere in campo voi? Ecco, avrete l'occasione di tutti di scendere in campo, credo sarà a marzo dell'anno prossimo, che ormai manca poco, quindi stiamo parlando di 3 mesi, per fare il referendum e scrivere sì alla riforma della giustizia. E vedrete che il mondo sarà migliore. Vi devo salutare. Molto bene, allora grazie senatore, ci ritroviamo il 9 di dicembre. Grazie Antonino, ti è piaciuta questa puntata? Molto, molto, davvero affascinante. Davvero affascinante. Se registra dubbi, cose così di questo tipo, che la prossima volta, oppure se vuoi fare un altro speciale così di questo tipo, vediamo di spiegare tutti i dubbi o le curiosità anche dei nostri amici che ci ascoltano. Molto volentieri, grazie. Ciao, arrivederci a tutti, grazie. Sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. 19, 21 minuti e 53 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Che scorpacciata stasera, ragazzi. Ma io me lo immagino il senatore Borghi quando è entrato lì nella sacrestia. Poi anche sto rituale, le 3 chiavi, sembrava quasi di assistere al lancio di un missile su un sommergibile atomico. Pareva un libro di Tom Clancy. Spettacolo, veramente spettacolo. Abbiamo un WhatsApp che è stato mandato dall'amico Berengario in Subrico. Ciao Berengario, lui scrive: pongo le seguenti domande. In base a quale norma il Banco dei Pegni è obbligato a comunicare e a chi il nome del possessore di uno o più oggetti di oro da investimento con valore di stima in euro anche ridotto circa 1.600 euro per esempio? Se ne stanno forse identificando i possessori? Cosa accade se si dovesse fare un dono a un nipote per il battesimo o la comunione? Forse una perdita di possesso come un'automobile? Allora, a luglio di quest'anno è uscita una circolare dell'UIF, l'unità di informazione finanziaria, che è l'antiriciclaggio della Banca d'Italia. Praticamente che cosa succede? Succede che i compro oro che tu tiri in ballo sono tenuti a fare segnalazioni di attività sospette o di provenienza sospette
quando naturalmente c'è il dubbio, e vengono fatte appunto a questa autorità, l'unità di informazione finanziaria per l'Italia. Perché in realtà l'obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro esiste solo per un importo pari o superiore a euro 10.000, nonché i trasferimenti al seguito da e verso estero di oro industriale di importo pari o superiore a euro 10.000. Questo è quello che stabilisce l'articolo 1,2 della legge 7 del 2000, come modificata dal decreto legislativo 211 del 24. Accanto a questo, però, l'UIF, con questa circolare del luglio scorso, stabilisce che se c'è il dubbio, e non importa quanto sia l'importo, allora il titolare del compro oro fa la segnalazione all'UIF, che poi si attiva. La segnalazione all'UIF implica che naturalmente debba essere trasmesso il nome di chi ha portato questa roba, perché bisogna presentare apposita documentazione e di conseguenza a quel punto, nel momento in cui l'UIF si attiva, se del caso si attiva anche l'Agenzia delle Entrate, se hanno bisogno per esempio di fare un, come si dice, un controllo incrociato e così via. Tutto qui. Clara da Sondrio, veramente una puntata eccezionale, grazie, ma veramente grazie al senatore Borghi, perché effettivamente, vedete, non è un gioco di parole quello di cui abbiamo parlato stasera, è un gesto di sovranità. Poi francamente, dopo che gli abbiamo dato 140 tonnellate di oro per mettere in piedi la riserva della BCE, che altro vogliono questi da noi? Quindi, allora, nel mentre apriamo i telefoni 0292947222 se volete essere dei nostri, e le zappe continuate a mandarle 340-670-9659. Intanto vi dico che cosa sta succedendo in quel del Cremlino. Allora, la BBC diceva quasi un'ora fa che Putin ha scambiato delle cortesie con gli ospiti americani. Sostanzialmente il presidente russo ha detto agli americani che era molto contento di vederli, ha chiesto loro come è andata la passeggiata per Mosca, perché gli americani appena arrivati sono andati a mangiare in uno dei migliori ristoranti della città insieme a Ushakov, poi hanno fatto 4 passi assieme, e Witkoff gli ha risposto: Mosca ci è piaciuta ed è una città magnifica. Putin era molto contento, gli ha detto che lo ringraziava. Nel mentre la BBC appunto batte altre news. Chi è che sta guidando questo ballo? Il ballo ce lo sta bla bla bla. Guarda Natalia, allora a proposito di questo ascoltatore, che l'ascoltatore ci faccia sapere nome e cognome dell'individuo, che poi chiederemo al senatore. Insomma, non sono discorsi che possiamo fare al microfono davanti a tutta l'Italia, ovviamente. Tra l'altro ricordo al nostro ascoltatore che esiste un diritto all'oblio, quindi certi discorsi, come puoi immaginare, restano nel riservato. Chi è che è seduto al tavolo con Putin, appunto? Witkoff, che è un amico intimo che gioca a golf con Trump ed è un magnate del real estate, il generissimo Kushner, che sapete è una figura molto di spicco nell'amministrazione Trump per i suoi rapporti col suocero, visto che è il marito di Ivanka. Di che cosa si sta discutendo? Il collega Vitali Shevchenko da Mosca ci informa, sempre per la BBC, che ci sono delle questioni chiave sospese per aria, e in particolare per il momento Zelensky, sapete che nel pomeriggio era stato ricevuto dal primo ministro irlandese, gli era stato chiesto qualcosa sui colloqui, lui ha detto che non era il caso di parlarne e che bisognava aspettare il risultato dei colloqui a Mosca. Tuttavia Zelensky è sembrato, insomma, dare qualche suggerimento. Per prima cosa ha suggerito che, diciamo così, non si dovrebbe discutere nulla che riguardi il futuro dell'Ucraina senza che l'Ucraina sia coinvolta,
ma questo è quello che sta accadendo al Cremlino adesso, scrive la BBC. Secondo, le osservazioni di Zelensky a proposito della responsabilità russa per i crimini di guerra in Ucraina e gli sforzi per istituire un tribunale che ovviamente si occupi di perseguire gli eventuali rei sono esattamente uno schiaffo al piano in 28 punti, dove invece si parla di un'amnistia. Anche questo fatto, il fatto che questa amnistia sia presente nella bozza che da 28 punti è stata ridotta a 19, che stanno discutendo adesso a Mosca, non è chiaro. Quindi anche questo è uno dei punti di domanda. Terzo, Zelensky, sempre in Irlanda, ha ribadito che lui vuole i soldi congelati dei russi per la ricostruzione dell'Ucraina, ed è una cosa molto diversa da quello che diciamo così Washington avrebbe in mente, anche perché vi ricordo che Washington vuole la riammissione integrale della Russia nell'economia mondiale. Quindi, come vedete, è un momento molto delicato nel quale al chiuso delle stanze del Cremlino si cerca di capire che cosa sta succedendo. Noi adesso ce ne andiamo in pausa, poi ci sentiamo gli Sugar Ray con Every Morning del 1999 e torniamo tra poco. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. I know it's not my
Grazie a te, cara Natalia. A volte me lo chiedo pure io per quale motivo debba mettere dei pezzi che mi riportano così indietro e mi fanno da un lato commuovere, dall'altro mi dicono tutto il tempo che è passato, perché fuori onda Natalia mi diceva che bomba di canzone e bomba pure i miei 19 anni, perché mentre l'ascoltavo mi sono rivisto una di queste mattine di luglio del 1999 davanti a MTV nel cucinotto all'Interrati in collegio, mentre MTV appunto mandava in onda questo bellissimo video, tra l'altro ambientato negli anni 70 nel disco skate. Vabbè, come a fe mia con più, oddio mio, a fe mia con più sicuro passo corsero li passati tempi, ebbe modo di scrivere il marchese di Villabianca nel Settecento. Le 19:34 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Il telefono è aperto 0292947222, ma c'è una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Uela Michele, ciao. Bonsoir à tout le monde, un saluto noblesse oblige, oh chérie, mon amour. Madame, monsieur, comment ça va bien? Ladies and gentlemen, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti su Radio Libertà, la talk radio in compagnia di Antonino Danna, in collegamento con l'opinion leader Michele Caruso, ormai un opinionista fisso nel tuo programma, Antonino? Beh, Michele, insomma, tu fai pure la tua parte, vai col punto. Ecco, ma tra l'altro stiamo entrando ormai nel periodo natalizio, siamo da 2 giorni a dicembre, e dunque le luminarie, gli addobbi, il presepio, a parte il classico albero di Natale, soprattutto qui nella capitale, delle parti del Vaticano, ma anche nella Milano da bene, credo che non manchino le strene natalizie, è vero Antonino? Più che altro ora cominciano gli Obei, la fiera di Sant'Ambrogio, il 7 e l'8 di dicembre. Sì, sono prossimi ormai. Sì. Editoriale. Vai. Il punto di Michele Caruso. La Russia non cerca la guerra. Se l'Europa vuole combattere, siamo pronti. Il monitoraggio del presidente, lo zar al Cremlino, Vladimir Putin, punta a creare una frattura tra gli Stati Uniti. Ribadisco, la Russia non cerca la guerra, ma se l'Europa vuole combattere, loro si dicono pronti. E dunque questa frattura tra gli Stati Uniti, che hanno promosso il piano di pace Tukur per l'Ucraina, e le capitali europee accusate, questo J'accuse, di voler frenare il cessate il fuoco. J'accuse mosso dallo stesso zar, in una serie di dichiarazioni rivolte ai giornalisti pochi istanti prima dell'incontro programmato al Cremlino con gli inviati di Donald Trump, il presidente statunitense, Steve Witkoff e Jared Kushner. Putin ha accusato i governi degli stati dell'Unione Europea, membri dell'UE, di sabotare il processo di pace, e ha dichiarato che le richieste europee non sono accettabili per la Russia, né tantomeno per poter evidentemente essere foriere di tanta pace, ma non ha chiarito quali richieste ritiene inaccettabili. Il leader russo ha anche minacciato ritorsioni contro i porti e le navi ucraine, dopo che nei giorni scorsi Kiev ha colpito diverse imbarcazioni della flotta ombra russa nel Mar Nero. Senza una pace giusta l'odio non svanirà, avvertito da canto suo Zelensky, sottolineando la necessità di un accordo di pace giusta e duratura, ora che la pace è più vicina che mai e che siamo sotto il Natale. L'Europa non può sfuggire ai suoi valori democratici e civili, deve difenderli, e a Putin ha detto: nessuno può distruggere il mondo da solo, nemmeno la Russia stessa. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Buona serata a te, Michele. Poco da aggiungere, vediamo che cosa succederà tra poco e vediamo che cosa verrà fuori, diciamo così, dal conclave del Cremlino. Poi, ragazzi, l'augurio, ovviamente tutti noi speriamo che sia fumata bianca e che si arrivi a definire la fine di questa guerra, perché dietro alle guerre tante volte, al di là dell'ideologia, al di là di quello che volete, al di là della posizione che potete avere, stiamo parlando di esseri umani, di tanti civili, di madri che non hanno visto tornare i figli da tutte e due le parti.
e spesso anche in altri paesi, e spesso anche, per esempio, ragazzi presi dalla Nigeria, presi in giro con l'idea che gli davano un lavoro in Russia e spediti al fronte. Queste cose sono accadute. I soldati presi come si dice, dalla Corea del Nord e mandati a morire nel Donbass, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono tutti esseri umani, non c'è niente di straordinario né di godibile in una guerra. Io come posso dirvi, tutti quelli che sono stati in guerra per davvero, a cui io ho chiesto com'era la guerra, mi hanno sempre risposto che è una brutta cosa. Quindi non c'è niente di esaltante. La speranza è che giunga, per quanto raffazzonata, per quanto non piaccia alle anime belle che dicono che questa sarà la pace dei banchieri e non la pace dei diplomatici, quello che volete, ma purché sia pace. Poi il resto si vedrà. Però è tempo di chiuderla questa storia. Dopo 4 anni ormai è andata come è andata. È andata come è andata. Putin non ha avuto, ribadisco, il cambio di regime che sperava di ottenere invadendo in 3 giorni l'Ucraina e rovesciando il governo. Gli ucraini non riavranno la Crimea né tantomeno parte del Donbass che è stato conquistato dai russi. Detto ciò, saranno bocconi amari da digerire per tanti. Certo, Putin può ritenersi ben poco soddisfatto del fatto che la Finlandia e la Svezia abbiano abbandonato il loro status di neutralità per entrare nella NATO, per esempio. Poi si potrebbe discutere di tattiche militari, qualità degli armamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Però non è questo il punto è chiuderla qua. Il punto è chiuderla qua. Stamattina io leggevo un interessante intervento su politico.eu, che è uno dei giornali online più addentro alle cose di questa Unione, di questa Europa. E l'osservazione era proprio questa. Zelensky, più di quello che ha avuto da Trump con questo piano in 28 punti, il tentativo di mediare direttamente con i russi, eccetera, eccetera, non potrà avere da altri. In questo momento storico questo è quello che può avere. O questo o niente. E quindi a un certo punto dovrà anche lui decidere che cosa vorrà fare da grande. È sempre preferibile la più umiliante delle paci alla più vittoriosa delle guerre. Dipende poi da quello che vuoi tu. Dipende poi da quello che vuoi tu. Anche perché ci sarà da ricostruire un paese, ci sarà da ricostruire non soltanto a livello di infrastrutture, ponti, strade e tutto il resto, ma proprio ricostruire una popolazione, ricostruire un'identità nazionale e così via. Quindi il compito di chi verrà dopo questa guerra, perché credo che difficilmente Zelensky sarà riconfermato dal popolo alla guida, alla presidenza della Repubblica, chiunque verrà dopo di lui si troverà davanti comunque un incarico drammatico, un incarico non facile, e nel contempo dovrà cercare comunque una forma di dialogo e con la Russia e con l'Unione Europea e con l'America soprattutto. La cosa più importante per l'Ucraina molto probabilmente è ottenere delle garanzie di sicurezza, ma il segretario di Stato Rubio ha già detto che se ne parla dopo la firma dell'accordo, non prima. E anche questo dice tanto. Anche tanto. Ribadisco, credo che sì, abbia ragione politico.eu quando scrive che più di questo Zelensky non può ottenere. Anche perché Trump in origine, se vi ricordate, aveva detto che si incontrino loro due e che dialoghino loro due. Non è stato possibile e quindi siamo arrivati a questa mediazione. Vediamo adesso che cosa succederà, vediamo che cosa scriveranno gli storici tra 50 anni di questo che è accaduto e naturalmente degli sviluppi successivi di questo colloquio che, vi ripeto, mentre vi parlo è in corso al Cremlino. Allora, diamo un'ultima occhiata alle agenzie perché sono già le 19:43 minuti e 28 secondi.
L'ANSA apre con Putin, che oggi pomeriggio ha mostrato i muscoli. Se l'Europa vuole la guerra, siamo pronti. In corso l'incontro con Witkoff e Kushner. Il presidente russo: l'Europa sta cercando di impedire agli USA di raggiungere la pace. Kiev sembra vivere in un altro pianeta. Gli inviati di Trump potrebbero incontrare Zelensky dopo la tappa a Mosca. Il Papa: l'Italia può avere un ruolo nella mediazione. E anche questo, francamente, sarebbe un bel segnale e darebbe ulteriore peso al nostro paese a livello internazionale. Magari una volta tanto acquisiremmo un po' più di status, e non solo di status per quanto riguarda la valutazione del nostro debito da parte delle agenzie di rating. Terremoto a Bruxelles, presunta frode sui fondi UE, fermati Mogherini e Sannino, Mosca e Budapest attaccano. Ancora scuola, educazione sessuale alle medie col consenso dei genitori, ok dell'Aula alla Camera. Legge di bilancio, manovra, vicino all'accordo con le banche, evitato il nuovo aumento dell'IRAP. E poi ancora, sempre dall'ANSA, sale la povertà sanitaria in Italia, molti sono i minori. Per oltre 500.000 persone aiuto per farmaci gratis e cure. Diamo ancora un'occhiata appunto alla BBC, che sta facendo una diretta sul suo sito a proposito di questo incontro al Cremlino. Si sono già fatte le 19:45 in questo momento. Chiudiamo quindi con la storia che scorre davanti ai nostri occhi. Vediamo se riusciamo ad aprire questa benedetta pagina, perché nel frattempo, ecco qua, la macchina non ne vuole sapere di caricarla. Vabbè. Comunque, quello che noi sappiamo in questo momento appunto è che i colloqui sono in corso e di conseguenza vedremo di sapere nelle prossime ore quali saranno i risultati di questo incontro e naturalmente quali saranno, diciamo così, le conclusioni di questo incontro. Ecco qua, semplicemente per dirvi niente, che si è cominciato con cortesie per gli ospiti. Putin aveva detto poco prima dell'incontro che le richieste europee per l'accordo di pace non sono accettabili, aggiungendo: non abbiamo intenzione di combattere contro l'Europa, ma se l'Europa vuole dichiararci guerra siamo pronti anche adesso. Putin ha mostrato poco desiderio per un compromesso, ritenendo che la Russia stia vincendo sul campo di battaglia. Nel frattempo il presidente ucraino Zelensky ha detto in Irlanda che alcune cose devono essere ancora messe a punto nella bozza del piano di pace, ma che ora più che mai c'è una possibilità di chiudere questa guerra. Con questo, e questo è lo stato dei fatti a quest'ora, alle 19:46 e 41 di oggi, 2 dicembre del 2025, con questo noi ci salutiamo, ascoltiamo adesso Irene Fargo, La donna di Ibsen del 1991, appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Guardava il mare, lei, quel mare calmo, pieno di foschia, chiaro di stelle, leggere da soffiarle tutte via. Ieri diceva, il suo cuore era dolce canta, lascia che sia solo mia. Io ti porterò più su, dove il cielo è come un doppio e si abbandonò sopra un cespuglio di rose.
d'oro, si legò ai capelli una rosa e come una sposa danzò, come una sposa danzò. Lei gli offrì i suoi labbri, lui le mani grandi